3 container completamente distrutti dalle fiamme, l'incendio è divampato nella notte in un cantiere edile adiacente all'impianto di depurazione di Acegas APS. Il rogo ha divorato in fretta tutto il materiale depositato all'interno della struttura. Il cantiere si trova nell'area dove avviene la depurazione delle acque e sta svolgendo lavori di ampliamento dell'impianto di via Asconio Pediano alle porte della zona industriale di Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte e solo dopo molte ore hanno avuto la meglio delle fiamme. Fortunatamente a quell'ora il cantiere era vuoto e quindi non ci sono stati feriti. La polizia, allertata dai vigili del fuoco, una volta sul posto ha notato una manomissione della centralina di comando del cancello Carraio. Secondo i primi rilievi il cancello di ingresso del cantiere è stato manomesso e quindi l'area è stata posta sotto sequestro. Le cause del rogo non si conoscono ancora, ma si propende per l'ipotesi dolosa.